Mancano 10 ore all'ultimatum se l'ora è quella di Washington, 4 se è quella del Kuwait. Da Baghdad nessun messaggio, nessun segnale di speranza. Baghdad il 15 gennaio. Una città svuotata, di più, finita. Passano solo macchine cariche di pacchi e bagagli legati alla meglio. I negozi hanno già chiuso. In molti hanno svuotato le vetrine di qualsiasi oggetto di valore. Una specie di gigantesco nascosto trasloco. Se ne vanno quelli che possono nelle città sante o in montagna, al nord. La voce che Baghdad, che era capitale di un impero nel VII secolo, sarà attaccata e distrutta è diventata ossessiva. Folla ce n'è soltanto alle ultime file della giornata per alimenti ormai preziosissimi. Pane, farina, tè, zucchero, riso e acqua minerale, che al mercato nero ha raggiunto prezzi altissimi, come certe medicine. Chi non se n'è andato perché non può o non vuole è già chiuso in casa, improbabile rifugio all'avvicinarsi dell'ora fissata. La gente non ha voglia di parlare con noi. Un atteggiamento sempre cortese e cordiale si è andato negli ultimi giorni, così irrigidendo che non è difficile capire cosa potrebbe accadere a uno straniero per strada durante la guerra. Arafat, leader dell'OLP, tuona contro Israele e Stati Uniti dopo l'attentato di oggi a Tunisi. È la prova, dice, del legame fra Iraq, Kuwait e questione palestinese. E l'INA, agenzia ufficiale, lo riprende. Non una parola sulle dichiarazioni che a Tunisi l'OLP stessa fa sulle responsabilità di Abu Nidal, capo del terrorismo palestinese. E Abu Nidal ha il suo quartier generale proprio a Baghdad. Non una parola neppure sulle affannose discussioni europee e americane sulla proposta francese, sull'ipotesi estrema che il ministro Dumas venga qui. Dal governo solo le massicce manifestazioni inneggianti a Saddam Hussein che vedete e che si sono svolte al mattino. Li hanno portati da tutti i quartieri, li hanno presi con i pullman e caricati, ognuno con la sua brava fotografia del nuovo Saladino. Facevano il dovuto chiasso, dopo poche ore si erano dileguati, nascosti. E adesso siamo in grado di collegarci in diretta telefonica con Baghdad, con la nostra inviata Maria Giovanna Maglie. Pronto Maria Giovanna, ci senti? Buonasera Michele. Buonasera. Qual è l'atmosfera, qual è la situazione a ormai meno di 6 ore dallo scadere dell'ultimatum lì a Baghdad? Michele, io ho una linea che dura poco più di 5 minuti perché non siete voi a chiamarmi, ma sono io che incredibilmente ho ottenuto la linea dall'Iraq. Perciò se cadrà la linea, pazienza. Le notizie oggi sono state più scarse del solito. Per tutta la mattinata siamo stati perseguitati da manifestazioni massicce, poi riprese per decine di minuti dai telegiornali. Sono come le telenovelas, durano il tempo reale. La gente è stata prelevata dalle case, dai posti di lavoro e in cambio di un preziosissimo pacco viveri portata a manifestare. Oggi l'argomento, il tema della dimostrazione era tutto dedicato alla figura di Saddam Hussein e all'esaltazione della guerra santa. Anche per questo non c'entravano niente. Ci pare che in questo momento ci possa essere la temuta difficoltà, cioè sì, purtroppo è caduta la linea, ci spiegava Maria Giovanna Maglie che è stata proprio lei ad avere chiamato. Ci sono delle notevoli difficoltà anche dal punto di vista telefonico con Baghdad in queste ore in modo particolare. Speriamo di poterla avere ancora al telefono negli ultimi minuti di questa edizione del telegiornale. Intanto adesso vogliamo mostrarvi l'appello che il segretario generale delle Nazioni Unite, scusate un momento, l'appello che il segretario generale delle Nazioni Unite, Perez de Cuellar, ha appena finito di lanciare all'Iraq, a Saddam Hussein, per il suo ritiro dal Kuwait. No, un momentino, sì. E allora invece forse siamo in grado di ripristinare il collegamento telefonico con Baghdad. Maria Giovanna, ci senti? Sì? Bene, puoi proseguire, puoi proseguire. Io non so che cosa sono riuscita a dirvi, non so quanto la linea durerà. Poi... Vi stavo dicendo che abbiamo avuto manifestazioni per tutto il giorno, organizzate dal regime, la gente è stata portata dai quartieri periferici al centro, hanno avuto in cambio della partecipazione un preziosissimo pacco viveri. Queste manifestazioni sono state mostrate come unico argomento per l'intera giornata anche al telegiornale e scarsissima importanza è stata data all'attentato di Tunisi e non sono state
sentite spiegazioni sulle ragioni. Silenzio assoluto anche su qualsiasi tentativo diplomatico di mediazione e sul fatto che oggi sia stato l'ultimo possibile giorno per evitare la guerra. Eppure sono convinta che la gente, gli iracheni, i lavoratori stranieri, noi, non hanno pensato ad altro tutto il giorno. Abbiamo saputo che ieri e oggi Saddam Hussein ha passato in rivista le sue truppe in Kuwait e ha ripetuto ancora una volta che i suoi eserciti sono pronti a qualsiasi tipo di guerra. Pronto? L'Iraq non si tira indietro nel modo più assoluto, il suo comportamento è lo stesso e non cambia. Che poi ci sia paura è un altro discorso, ci sono due atteggiamenti, c'è quello ufficiale al quale si piegano tutti, anche la gente, e c'è quello reale che nessuno ti dice ma che chi sta qui da un mese come me sente. E allora io ti posso dire che l'atmosfera è brutta, è pesante, che si è deteriorato moltissimo il contatto intorno a noi, che oggi Baghdad, nonostante gli spiegamenti di forze militari visti in TV, sembrava proprio una città finita, e che quando si è spento il rumore fasullo delle manifestazioni la gente si è chiusa in casa con la poca roba che è riuscita ad accaparrare e a stivare, il pane, il riso, il tè, la farina, lo zucchero, che ormai sono stati pagati a prezzi altissimi. C'erano pochissime macchine per strada, andavano fuori dalla città, tutti pensano che Baghdad sarà attaccata e distrutta, sia chi resta che chi se ne va, e tra i giornalisti, rimasti ostinatamente fino ad oggi, si è persino accesa una stupida rissa, direi che è stupida, cioè se obbedire o no all'ordine più o meno generale, al consiglio più o meno generale di andarsene, oppure restare, sentirsi eroi, partire e uscire definitivamente da questa storia. Un fatto abbastanza grottesco, ma bisogna tenere conto che sono 5 mesi e mezzo che tra interviste, negoziati negati, finti colpi di scena, questa crisi è così, un po' commedia, tanto che molti pensano che non possa diventare tragedia, anche se ci siamo. Ci invidiano i camerieri nepalesi e indiani che l'Iraq non lascia partire? Io vado via domattina, se sarà possibile, insieme a molti altri colleghi italiani. Vado da Amman, che è sempre stato retrovia di questa crisi, e vedremo cosa diventerà da domani, se ci arriveremo. Bene Maria Giovanna, io direi di concludere qui questa tua importante, preziosa, direi anche drammatica testimonianza di queste ultime ore di attesa dello scadere dell'ultimatum da Baghdad.